Jeff Bezos viene a Venezia, si sposa, lascerà una cifra di 22 milioni di euro, importante, ma che è una briciola nell'ambito del fatturato turistico di Venezia. Venezia fattura quasi 3 miliardi di euro all'anno di fatturato turistico e la città vive sostanzialmente di turismo. Per cui benvenuto Bezos, però chi dice che Venezia si arricchirà grazie al suo matrimonio dice una cosa non vera. Il fatturato dell'industria turistica a Venezia è tale da ridimensionare in proporzione persino le spese dei 3 giorni di festeggiamenti per il matrimonio di Jeff Bezos. Secondo l'Associazione Veneziana Albergatori, però, le nozze del secondo uomo più ricco del pianeta avranno o dovrebbero avere un effetto rilevante nella promozione di un turismo d'alto profilo, che è quello a cui la categoria punta per il futuro. A Venezia in questo momento ci sono 35 alberghi a 5 stelle, quindi un'offerta altissima, e che diventeranno 40 nel giro di un paio d'anni, e con circa il 65-70% dei posti letto complessivi della città che si collocano nelle prime due categorie, cioè i 4 e i 5 stelle. Il matrimonio di Jeff Bezos ha però anche riacceso il dibattito sulla necessità di differenziare un'economia cittadina, al momento quasi unicamente a traino turistico. Sono d'accordo anche gli albergatori, che però rivendicano il proprio ruolo a Venezia. Il 70% di quello che incassano gli alberghi viene speso in acquisto di beni e servizi a Venezia e dintorni. L'avvocato degli alberghi è veneziano, l'architetto è veneziano, colui che gestisce le manutenzioni, il caldaista, l'elettricista e via dicendo sono tutti veneziani. Chi produce le linee cortesie sono industrie del territorio veneziano. Al di là della pubblicità che questo, come altri matrimoni famosi, porterebbe a Venezia, c'è chi, come l'avvocato Francesco Mario Delia, dissociandosi dalle proteste anti-Bezos, chiede direttamente all'uomo con un patrimonio stimato abbondantemente sopra i 200 miliardi di dollari un dono per Venezia. Un'associazione per promuovere alcune azioni importanti di recupero del patrimonio di Venezia, come l'isola della Poveglia, come l'isola di Santo Spirito, l'isola delle Grazie, che tu potrai valorizzare e riaprire al pubblico veneziano perché possano essere amate, gestite e usufruite. Caro Bezos, buon matrimonio, ti aspettiamo, ricordati che hai una grossa parte di veneziani che sono dalla parte tua, non farti intimorire,